dopo la Nania, Pavro, Vercelli e il Bayern Monaco. Anche il Wisla ci siamo mangiati, ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per restare sempre aggiornati e mi raccomando condividete il video con i vostri amici, parenti, cane, gatti se l'avete a casa. Dopo it sta strunzato, iniziamo con il video ragazzi, che il Napoli batte il Wisla Cracovia appunto 2-1 in casa loro con una squadra preparata perché sta facendo il campionato a differenza nostra. Ma abbiamo fatto vedere la nostra superiorità evidente perché il Napoli è molto più forte del Cracovia, del Wisla, e l'abbiamo dimostrato ragazzi, anche se la prima mezz'ora siamo stati in difficoltà, abbiamo regalato un gol tra Rachmani e Ospina ragazzi, proprio regalato quel gol, Rachmani errore sciocco, e poi Ospina anche lui ci si mette con una mezza paver, insomma svirgola un po' il pallone e se lo ritrovano sui piedi. Comunque tralasciando questo episodio, poi il Napoli studia bene la partita e la riesce a portare a casa. Le note positive sono Makac che segna ancora una volta ragazzi, dopo aver fatto gol al Bayern Monaco, oggi fa il gol decisivo contro il Wisla nel finale. Poi il gol di Politano altrettanto bello, sì, quello di Makac sul sinistro che sfonda proprio, tira una cannonata, è bellissimo perché fa finta di rientrare, poi va sul sinistro e la butta dentro, grande gol. Ma anche quello di Politano non è da meno, dove pareggia la partita ragazzi verso il 60esimo, grande gol da fuori area, i suoi tiri ragazzi, che la piazza il portiere non la vede nemmeno partire, grandissimo gol. Invece le note negative per me sono Lobotka, perché Lobotka ragazzi sapete cosa ne penso io, e questa sera nemmeno mi è piaciuto, specialmente nel secondo tempo che si è perso quello del Wisla, dove a tu per tu solo con una spallata è volato a terra e l'ha fatto andare. Meno male ha sbagliato, e meno male Kill e Ciuccio, se trovava uno che sa vedere la porta non so se noi avremmo rimontato sta partita. Per fortuna loro sbagliano e noi riusciamo a buttarla dentro e pareggiare e poi rimontare la partita. Comunque bene anche Zedetka ancora una volta insieme a Makac, bene Politano anche lui per il gol, bene Manolas, bene Koulibaly, però lì dietro Rachmani e Ospina qualcosa hanno lasciato fare, appunto il gol lettura della partita. Poi il Napoli ha gestito bene, dopo la mezz'ora ha saputo andarla a prendere sta vittoria, a rimontare questa partita, e ce la siamo meritati ragazzi. Sì, c'è qualcosa da rivedere perché abbiamo concesso qualcosa anche a loro, come ripeto, specialmente Lobotka che non mi è piaciuto. Poi chi ci stava? Il Mas, anche lui non è che mi sia piaciuto in questa partita. Zielinski, ma aspetto di più perché è un giocatore di qualità, può fare di più, invece anche lui si è divorato qualche gol sotto porta. Poi mancava l'attaccante pure questa sera perché abbiamo giocato senza punta, un po' andava a fare la punta Politano, un po' poi quando è entrato Gaetano, un po' si spostava il Mas, cioè andavano un po' tutti, variavano un po' gli esterni per fare la prima punta, perché poi non c'era Mertens, non c'era né Osimhen, non c'era né Petagna, capito? Non c'erano le prime punte e si dovevano adattare gli esterni. Una volta per uno si accentravano come prima punta. Niente ragazzi, buona prestazione anche questa qua, anche subendo il primo gol in queste amichevole, cioè l'abbiamo regalato praticamente questo gol, però comunque per il resto, a parte la negatività dello sbaglio di Rachmani e Ospina, Lobotka che ha fatto la sciocchezza nel secondo tempo, buona prestazione quasi di tutti. Anche Mario Rui non mi è piaciuto perché Mario Rui sembra a protestare, poi non riesce a agarrare un tiro in porto, un cross, insomma è evidente che ci vuole un terzino, perché solo Di Lorenzo non basta ragazzi, ci vuole un terzino valido per fare il titolare insieme a Di Lorenzo. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma se ancora non l'avete fatto, che aspettate la carrozza, o carosello, non pagate, appunto, non mettete i soldi in tuo carosello. Iscrivetevi al canale di Napoliello 87, Zedetka, Makac sono stati i migliori, insieme a Manolas. Io ritengo che anche Manolas abbia fatto una ottima partita.
Napolitano per il gol fatto, perché grazie a lui siamo rientrati in partita e poi ci abbiamo creduto e l'abbiamo presa. Con questo è tutto ragazzi, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 come sempre voglio, forza Napolese.